Pugno di ferro contro la microcriminalità, operazione congiunta ad alto impatto messa in campo da polizia, carabinieri, polizia locale e finanza con l'elicottero che fino a mezzanotte ha sorvolato le aree calde della città coordinando le pattuglie operative a terra. Servizio volto a contrastare la criminalità diffusa, lo spaccio, la presenza irregolare di stranieri sul territorio e arginare l'escalation di furti che hanno visto oggetto, specie nell'ultimo periodo, la zona della Riviera Berica. Atteso questa recrudescenza dei reati predatori e in particolare dei furti in appartamento, abbiamo ritenuto in sede di comitato di stimolare e intensificare queste attività di controllo straordinario del territorio, fermo restando i consigli che continuiamo a dare a tutti i cittadini di rendersi come dire, antenne sul territorio, di contribuire a segnalare agli organi di polizia qualsiasi situazione sospetta. Campomarzo, stazione ferroviaria, il Quadrilatero, quartieri San Pio X e Stanga, le zone di intervento. 182 le persone identificate, di cui 25 con precedenti, 2 gli arrestati, rintracciati e fermati dal nucleo radiomobile dei carabinieri dopo aver tentato una rapina. L'Arma dei Carabinieri, tra l'altro, nel corso di questa operazione ha proceduto all'arresto di 2 cittadini tunisini che si erano resi responsabili di una tentata rapina ai danni di un cittadino cingalese. I controlli sono stati tanti e alcune posizioni sono anche al vaglio dell'autorità giudiziaria e altre dell'ufficio immigrazione della questura. Dispositivo che ha visto l'impiego di 35 uomini sul territorio per la prima delle operazioni ad alto impatto che saranno ripetute in altre zone nei prossimi giorni. Ve ne saranno altri, saranno diversificati anche su altre diciamo, aree della città di Vicenza e della provincia di Vicenza. Ci stanno già pervenendo una serie di indicazioni da parte della provincia, quindi sicuramente continueremo su questa direzione.